Messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Mica facile sta roba del rimani connesso, perché di questi tempi restare connessi si rischia poi a un certo punto di dire ma no, io stacco la spina, torno a letto a dormire. Buongiorno, 7:33 minuti primi, buon mattino da Sammy Varin, sono io che mi occupo di rassegna stampa in questo momento storico in tutti i sensi, perché ne stanno succedendo di robe pazzesche e adesso tra domani e dopodomani decideranno anche chi governa gli Stati Uniti d'America, ma a noi cambia qualcosa, Tanto per iniziamo subito a farvi domande appena sveglia. Cambia qualcosa che vinca Trump o che vinca la Harris? Beh, il bello che potete già rispondermi, perché con Sammy Varin che fa la rassegna stampa il 340 6709 659 è a vostra completa disposizione. Sì, funziona così: 340 6709 659 è il nostro numero riservato ai vostri WhatsApp o messaggi audio o se volete anche video. Potete commentare in tempo reale quanto vi sto per leggere sui quotidiani oggi in edicola. Ogni mezz'ora c'è una pausa musicale con un artista indipendente che avrà l'onore e l'onere di entrare nella trasmissione più seguita di Radio Libertà. Dopo le ore 9 avremo anche il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, con cui confutare quello che succederà questa settimana in Parlamento, e naturalmente apriremo le linee allo 029294 7222 che potete chiaramente già memorizzare sul vostro cellulare perché serve sempre. Salutiamo gli amici che ci seguono in televisione, canale 252 del vostro TV, ma anche coloro che sono già in giro, in auto, in coda, felici e contenti. È passato il weekend lungo, ragazzi. Io sono per l'abolizione dei ponti. Via! Solo quello verso la Sicilia, quello va bene, ma il resto dei punti li cancelliamo tutti quanti perché fanno male alla salute. Vedete come siamo mosci oggi, siamo mosci, guardati te, siamo moscissimi perché ci siamo riposati troppo. Non bisogna più farlo questo ponte. Buongiorno, certo, voi della Radio DAB, voi che ci seguite in auto o che avete collegato il telefonino alla vostra autoradio, finalmente ci siete arrivati, si può fare facilmente, scaricate la app di Radio Libertà e poi la collegate tramite Bluetooth alla vostra autoradio in modo che si senta nelle casse e negli altoparlanti. Stupendo. Ci sono poi gli amici di Facebook, di YouTube. Buongiorno agli amici della pagina Lega Salvini Premier di Facebook, siete tantissimi e commentate alla stragrande. Buongiorno naturalmente a chi semplicemente ci segue sul sito radiolibertà.net e approfitta magari tra una notizia e l'altra, va anche a sbirciare come aiutare la nostra radio attraverso un abbonamento. Bastano 5 euro, barboni che non siete altro. Sito radiolibertà.net, cliccate sostienici e poi abbonati e ci date una mano. Anche tramite conto corrente postale 37671294. I vecchi amici di Radio Padania lo conoscono a memoria questo numero, 37671294, e ora che lo conosciate anche voi, perché con questo conto corrente postale andate in posta questa mattina in coda coi marocchini, ma voi aiutate Radio Libertà. Santa polenta. Diamo un'occhiata all'agenzia ANS, dai, vediamo.
Fango e assassini, la rabbia contro Re Felipe e Sanchez, l'abbiamo vista in televisione, prima ancora sui social, a me sembrava un film, ho detto boh, ma che cavolo di film è? No, è successo davvero. La visita del monarca poi porta, contestato anche il governatore Mason, il premier raggiunto da una bastonata, assalita l'auto, le lacrime di Letizia, bilancio provvisorio di 217 morti, ma avete sentito? Si comincia a sparare anche cifre pazzesche sui dispersi, numeri spaventosi. E chiaramente anche qui altra domandina del Sammy Varin, e queste proteste anche violente che ci sono state in Spagna, perché sono arrivati tardi gli aiuti o non sono arrivati del tutto, perché l'allarme meteo è stato diramato in ritardo o non è stato proprio diramato. Ma qui in Italia, quando è successo a noi, e ne sono successe di inondazioni, di robe gravissime in questi anni, tutti buoni, è arrivata la Meloni, è arrivata anche la capessa dell'Europa, ragazzi, tutti buoni e gentili. Com'è che qua in Italia le proteste sono a zero? Viene il pensiero, dici, siamo stati troppo buoni con i nostri governanti? Io sono contento, chiaramente, nel senso che vuol dire che gli italiani sono un attimino più riflessivi, o siamo più boccaloni? Beh, pensateci e fatemi sapere al 340 6709 659 se l'impressione che avete avuto è di una Spagna un po' esagerata davanti a questa distruzione, a questi morti, eccetera. Bisognava essere più rassegnati, come succede a noi italiani, o forse hanno fatto bene a farsi sentire, a protestare, a rompere la macchina dei governanti, è vero. Fatemi fare un giro anche sul sito elettronico del Corriere, anche qua reali contestati a Valencia con lanci di fango. Felipe, capisco la frustrazione della gente, bastonata Sanchez, l'ultradestra rivendica. Poi naturalmente Valencia, la trappola del garage, morti incalcolabili, lo shock di chi è entrato, sentito come il rumore di un tuffo nell'acqua, e l'entrata di quel parcheggio sotterraneo è un po' nella memoria di tutti noi, anche se non ci siamo stati, ma ci siamo stati chissà quante volte in un parcheggio sotterraneo di un grande centro commerciale. Dal Corriere a Repubblica vediamo l'apertura del sito elettronico, anche qui la rivolta del fango. A Valencia, assalto a Re Felipe, la regina in lacrime, distrutta l'auto di Sanchez, l'ultradestra rivendica. Molliamo i siti elettronici e andiamo dritti nelle pagine, quelle sentite il rumore? Carta, e lo ricordiamo, esistono ancora le edicole, c'è la possibilità di andare a comprare un giornale questa mattina. Quale giornale andrete a comprare quando avrete la bontà di alzare il culo da quel divano e da quel letto? Mamma mia, quanta gente sta ancora a letto a ascoltare Sammy Varin. Siete coccolosi questa mattina, com'è sta cosa? È l'effetto del ponte, mai più ponti. Guarda, ci parlo io con Salvini, vedrai, solo quello verso la Sicilia, gli altri basta ponti. Una brutta invenzione, il ponte è un riposo eccessivo. Il Corriere della Sera, ad esempio, chi comprerà il Corriere questa mattina? 340 6709 659, ditemelo se avete coraggio, ma io vi leggo ugualmente il titolo, anche perché ormai tra oggi e domani si decide in America chi governerà l'America e il mondo intero. Trump e Harris, ultimi sondaggi a colpi di sorprese, titola il quotidiano di Via Solferino. Negli Stati Uniti appelli e attacchi dei candidati alla vigilia del voto. Kamala avanti in Iowa, feudo repubblicano. E anche questa cosa. Ma questo è il feudo di Trump. Ma vi sembra normale?
Cioè, siamo partiti che ci veniva da sorridere, cioè Trump e la Kamala, non c'è storia assolutamente, ma cosa le facciamo a fare le elezioni? Adesso sembra che stia vincendo la Harris, ma è vero tutto ciò? O è pilotato? Il semivarin Gomblottaro salta fuori. Sì, come certo la storia delle scie chimiche, torneremo anche su questo, perché i quotidiani non ne parlano. I gomblottari delle scie chimiche in questi giorni hanno scritto parecchio sui social, parlando naturalmente dell'alluvione in Spagna, non dando tanto la colpa a quella goccia strana di cui parlavano gli esperti meteo. La colpa sarebbe di qualcun altro che ha irrorato il vicino Marocco per mesi e mesi. Io duro? Sì, come al giuramento, lì no, dicevamo lo duro al giuramento, no? Si irrora e poi guarda, prima o poi inizia a piovere e non smette più. Non si possono dire queste cose. Io non le ho dette? Assolutamente no, io mai detto. Kamala avanti in Iowa, feudo repubblicano, l'ex presidente recupera in Pennsylvania, il comizio in Virginia di Aldo Cazzullo con insulti e battute al Donald Show. Ma naturalmente in centropagina la rabbia a Valencia, fango su Re Felipe, assalito Sanchez, l'urlo assassini, la regina in lacrime. Francesco Giavazzi, alleanze utili in Europa, l'Italia e gli altri. Ma poi la brutta cronaca, quella italiana. Ha ucciso Santo, confessa il 17enne. I post, le armi, caccia ai complici. Sì, non passa giorno che non succeda qualcosa di terribile, non soltanto nel napoletano, ma soprattutto nel napoletano. Decisive le testimonianze degli amici e voilà, l'assassino di Santo ha confessato a 17 anni ed è uscito dal carcere minorile nel maggio scorso, quindi non proprio uno stinco di Santo. Per arrivare a lui sono risultate determinanti le testimonianze degli amici della vittima. Si indaga sui complici e sui post dei giovani di Napoli che inneggiano ai clan e mostrano armi. Siamo sul Corriere a proposito di Europa, data room, signori, commissari europei, chi rischia? Perché? Perché iniziano quest'oggi gli esami orali dei 26 commissari del nuovo esecutivo europeo. 14 sono del PPE, 5 liberali, 4 del PSE, 1 dell'ECR, 1 dei patrioti e 1 per gli indipendenti. I pesi e i contrappesi studiati da Ursula von der Leyen, ecco chi sono e chi rischia. Noi non rischiamo, assolutamente no, avremo un appoggio. Un appoggio di quelli molto importanti, certo, andiamo sul giornale che è meglio. Il giornale di quest'oggi, il titolo principale è sulla manovra. Sì, i paletti di Forza Italia, manovra da migliorare e ne parliamo poi con Riccardo Molinari alle ore 9. Ci collegheremo con il Qui Parlamento e cercheremo di capire, visto che la legge di bilancio ormai bisogna anche chiudere la situazione, ogni partito in queste ore tira un po' di qua, un po' di là per avere quello che non è riuscito ad avere prima. E chiederemo a Molinari che cosa chiede la Lega in queste ore. Intanto sul giornale i paletti di Forza Italia, manovra da migliorare, il virgolettato, Tajani punge il governo, misure stataliste da cambiare, su pensioni e flat tax bisogna fare di più e sugli USA puntini. Nel complesso la manovra va bene, dice in un'intervista al giornale il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Qualcosa da cambiare però c'è. Non c'è necessità di norme sovietiche. Per esempio, siamo contrari all'obbligo di imporre revisori dei conti ministeriali per le imprese che ricevono contributi statali. Le norme sovietiche. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, la vera lotta sui diritti.
C'è la foto in prima pagina sul giornale di quella ragazza che si è spogliata in strada contro la polizia e finisce internata. Silenzio femminista sull'eroina iraniana. Le avete viste anche voi quelle immagini? Fanno paura, soprattutto fa paura quello che gli succederà. Vittorio Maccioce si occupa di Giuli, di Report e del metodo faida. Già, il metodo è antico, è la cultura della faida. Quando al nemico non va lasciato quartiere, non è più umano, è da battere in qualsiasi modo. Non lo riconosci, non lo legittimi, non può esserci un punto di contro, o si inginocchia o l'offensiva sarà senza redenzione. Li andremo a prendere uno ad uno. Ti chiedi se questo sentimento arcaico possa avere ancora spazio in una democrazia. Il confronto politico non dovrebbe nutrirsi di questo. La ragione dice che non c'è più tempo, non è più tempo di faide. La realtà purtroppo ti smentisce. Il lato oscuro della democrazia italiana è ancora lì. Se alle elezioni vince la parte sbagliata, allora non vale. Il dovere degli sconfitti è usare ogni mezzo per delegittimare l'avversario e poi portarlo alla resa senza neppure passare dal Parlamento. L'arma di questa faida politica è lo scandalo giudiziario e morale. Qualcosa si trova sempre, va bene, ma se non è abbastanza, allora bisogna puntare l'obiettivo e non lasciargli tregua. Cosa succede se però l'affondo non è abbastanza efficace? Si allarga il cerchio, tocca ai familiari. È quello che sta accadendo con il ministro della cultura. Alessandro Giuli non è caduto. L'inchiesta di Report, prestigioso programma di inchieste televisive, sembra non averlo scalfito. Ha avuto più che altro il sapore di un avvertimento. Troppo poco per mettergli pressione. Giuli in fondo sapeva che una volta accettato l'incarico non avrebbe avuto pace. Si può perfino dire che fa parte del gioco. Quel ministero appare come uno dei punti deboli del governo. Si va lì per cercare il doppio colpo. Dopo San Giuliano si balla con Giuli. L'attacco però non ha fatto abbastanza rumore. Cosa può davvero destabilizzare il ministro? Cosa può fare più male? Giuli è molto legato alla sorella. Basta questo. E qui mi fermo, ma prosegue l'editoriale di Vittorio Maccioce, che chiaramente, avete capito, se la prende con Report. Mentre Halloween e l'ignoranza, avrete visto anche questa foto sui social, a Bologna ricompaiono i fantasmi delle Brigate Rosse. Delle ragazze buon tempone si sono fatte fotografare con il cartello delle Brigate Rosse. Roba, dice, ma è per Halloween. Tacciamo di infinite cose. Il Tempo. Telesoloni, telemeloni. Questa sarebbe la Rai controllata dalla Premier? Dopo la Liguria, San Giuliano e il futurismo, fango sulla sorella di Giuli che assiste il figlio malato. Da Fratelli d'Italia alla Boschi, questo non è servizio pubblico. Ma lo lasciano fare perché a quanto pare questo signore con le bretelle è molto molto importante. Sul Tempo c'è anche lo scontro nei Dem, il piano di De Luca per fare deragliare i candidati di Elli. L'avete vista ieri? Anche questo, sempre come se fosse Rai 3, ma non è Rai 3, vero? Schlein in crisi dopo il voltafaccia del PD campano sul terzo mandato. E adesso teme la guerra interna. Sì, sul voto in Campania la Schlein ha subito il voltafaccia del PD locale, ha subito il voltafaccia del PD locale sul terzo mandato. Insomma, il PD vuole mandare avanti, il PD locale vuole mandare avanti il suo amato De Luca. La Schlein dice: ma siamo matti. Ora la Schlein teme che i suoi nella regione finiscano ai margini alle elezioni. Torniamo a bomba anche qui l'audio di Boccia alle Iene, e ieri sera anche quello. Mamma mia, ragazzi miei, non è possibile, non si può dormire tranquilli.
L'audio di Boccia alle Iene, perché ho deciso di sputtanare San Giuliano. Sì, è perché non aveva ottenuto quello che voleva, santa polenta. L'editoriale di Tommaso Cerno, l'America di Mr. e Mrs. Trump. Convinto come sono che abbiano sempre ragione solo i cittadini nelle urne, attendo sereno, anche perché non mi cambia la vita, di sapere se il nuovo presidente degli Stati Uniti sarà Donald Trump o Kamala Harris. E anche qui, signori, rispondiamo un po' a questa provocazione di Tommaso Cerno, ma ci cambia la vita che vinca Trump o la Harris? Bella domandina. Potete già whatsappare, cari ascoltatori, al 340 6709 659. Cambia la vita che vinca l'uno o l'altro? Poi, se fate i bravi, vi porto sul quotidiano La Stampa. Perché? Perché ci sono 2 paginoni oggi, proprio cosa succede se vince, puntini puntini, a sinistra Donald Trump e a destra Kamala Harris. Intanto però c'è una considerazione da fare, scrive Cerno oggi sul quotidiano Il Tempo. In questa campagna elettorale dai toni modernisti, il protagonista è stato uno solo, il cittadino bianco americano, protestante, di origine anglosassone. Non è alla superpotenza dei film che hanno parlato i 2 candidati, bensì a una manciata di padri di famiglia con il SUV che tornano a casa nel vialetto, a qualche migliaio di colletti ormai grigi della middle class con figli e cani che tengono in casa un fucile per ogni evenienza. Insomma, la campagna che ho visto io è quella tra Mr. e Mrs. Trump, dove Kamala ha inseguito The Donald sul suo terreno, a dirci che comunque vada a finire l'America di mercoledì mattina guarderà gli affari suoi, molto più di quanto ha fatto durante l'amministrazione Biden, al netto del tragico finale. Un segnale per tutte le democrazie, un grido d'allarme che farebbe bene a tenere a mente chiunque il giorno dopo cantasse vittoria. A proposito di Roma, il declino della capitale. Rapine, spray al peperoncino, metro Barberini chiusa per ore. E qui salutiamo gli amici che cercano di sopravvivere in quel di Roma ogni giorno, sempre peggio. Ma eccoci sul quotidiano La Stampa, furia Trump, il voto è truccato, e questa è la prima frase che mette le mani avanti sulla conclusione di questa campagna elettorale. Ci fa pensare, oh porco cane, alla fine ci saranno solo polemiche anche questa volta, e tu dici, ma a me che cosa cambia? Cambia. E cosa cambia? Rispondetemi, 340 6709 659. Che cosa cambia per voi se vince Trump o la Kamala? E soprattutto, ve ne infilzo dentro un'altra. Qui in Italia abbiamo un Trump e una Kamala? Punto di domanda. 340 6709 659. Tra un titolo e l'altro infilateci dentro il vostro pensiero. Furia Trump, il voto è truccato. L'ex presidente attacca i media, bisognerebbe sparare. Poi frena. L'accordo sull'Unione Europea ci deruba. I sondaggi sugli stati chiave agitano il tycoon. Pare che ci sia parità in Pennsylvania. Harris avanti in Iowa, scandalo decisamente. Donald Trump fa la trottola tra Pennsylvania, Georgia, North Carolina, dove tornerà anche oggi a caccia di indecisi e voti da conquistare. È caccia a ogni voto nelle contee più incerte dei 7 stati in bilico. In ottobre il tycoon ha tenuto 9 comizi in North Carolina e il conteggio salirà a 12 domani. Editoriale di Stefano Stefanini, se Donald minaccia la libertà dell'Europa. Solo il titolo per l'Iran, la ragazza che sfida il regime di Teheran, di Caterina Soffici, oggi sul quotidiano La Stampa.
che intervista anche Massimiliano Fedriga, il governatore del Friuli Venezia Giulia, governatore leghista. Gli scontri tra politica e toghe sono un pericolo per la democrazia. I viaggi negli Stati Uniti del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ormai non si contano più, sempre a Washington, spesso a New York, stavolta tappa anche in Virginia. Quando un politico italiano va così spesso negli USA, si dice ambisca a un ruolo nazionale, cosa che a noi piacerebbe. Scrive quest'oggi il quotidiano La Stampa, che mette in centropagina naturalmente anche la rivolta di Valencia, aggrediti reali, il premier Sanchez, assassini. 30 anni fa la tragedia in Piemonte, 69 morti, la memoria del Tanaro. E poi certamente, sempre per la nostra politica nostrana, e si va avanti con l'economia, lì ora basta ostacoli alla transizione verde e non vediamo l'ora. Decarbonizzazione, colture rigenerative, salvaguardia sociale e ambientale per la crescita, dice Andrea Illy. Visto che ci siamo, sul quotidiano La Stampa vi mostro già quello che scrive all'interno, e quindi che cosa succede se vince puntini puntini. E da una parte Donald Trump, protezionismo e business, nell'altra pagina Kamala Harris, democrazia e diritti globali. Ma ci torneremo. Ho ancora un minuto e vi leggo anche la prima pagina del quotidiano La Verità. Verso la mobilitazione con questi motivi, Landini fa scioperare la CGIL per dare più soldi agli Elkan. Nell'ennesima intervista a Repubblica, il capo del sindacato rosso, per revocare l'agitazione, chiede che vengano rimessi i fondi per l'auto elettrica, quelli che farebbero comodo all'editore e padrone di Stellantis. Sul quotidiano La Verità quest'oggi intervista Bruno Vespa. Dopo 2 anni di governo, la Meloni ha consensi mai visti, la vera battaglia sarà cambiare il CSM. Ma il titolo che ci piace di più, si fa per dire, è questo: Asse Vescovi PM, guai a chi tocca i migranti. Avvenire fa finta di confondere la manodopera straniera regolare con i clandestini accolti nei CPR. Ripartono i trasferimenti verso l'Albania, tribunali permettendo, e IV e Movimento 5 Stelle vanno alla Corte dei Conti. Ci fermiamo, ma solo per qualche istante, un po' di musica, la pausa e torniamo tra pochissimo.
E ve l'ho detto, abbiamo bisogno di essere coccolati quest'oggi e ci pensa il pianista delle ore 8. Ogni giorno alle 8 mandiamo in onda un pianista, una pianista, un con l'asterisco e lo so, è così. Scorre il tempo, Raffaele Argentieri Junior. Il suo hobby è ricercare relazioni tra linguaggi visivi e musicali, disegno, pittura, pianoforte, da autodidatta con un crescente di pubblico che da Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, di cui è originario, fino alle zone più impensabili d'Italia e del mondo, grazie ai social, lo sta apprezzando sempre più. E ci abbiamo anche un audio in cui ci saluta, è vero, sentiamolo sul cursore. Buongiorno a tutti, sono Raffaele Argentieri. Qualche anno fa mi sono chiesto cosa fosse il tempo. Scopro pian piano che oltre ad essere una dimensione in fisica è anche una unità di misura, costante nella musica come anche nella vita. Spesso però percepiamo che scorra più velocemente, influenzati dalle nostre emozioni, preoccupazioni, ansie. Questa cosa alcune volte ci impedisce di assaporare la vera essenza della vita. E quindi ho cercato di descrivere il tempo attraverso le note di un pianoforte, con il mio brano musicale intitolato Scorre il tempo. Spero che questa mia melodia vi trasporti in un viaggio emozionante. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Ma grazie, Raffaele Argentieri Junior, cercatelo su YouTube, sui social, sugli store digitali. Belle meditazioni pensate da un pianista completamente autodidatta. 4 minuti dopo le 8, il buongiorno si sente dal Varin, certamente c'è Sammy Varin in diretta nazionale sulle frequenze di Radio Libertà. Buongiorno a chi ci ascolta in auto e buongiorno a chi è sotto le coperte, buongiorno a chi sta appucciando il biscotto nel caffè latte. Ne siamo contenti. E intanto un fracco di WhatsApp arrivati al 340-6709-659 per commentare le notizie che vi sto leggendo. Leggiamone qualcuno, tanto per vedere di che umore siete. Buongiorno, a proposito delle pensioni, che per molti cittadini sono poverissime, non indicizzarle nemmeno più ne accelererebbe la dipartita, fatta eccezione per alcune caste la cui pensione è notoriamente molto alta. Grazie Patrizia. Buongiorno a chi mi manda la leggenda del Piave, un ricordo per i vostri nonni, il Piave mormorò. Adesso è meglio stare zitti perché fai subito, vai immediatamente, cioè, fai la figura del razzista, non passa lo straniero. Ma come non passa lo straniero? Ci sono ricascato anche questa mattina. Sammy Varin sei inascoltabile, eppure guardalo lì. Ogni mattina accende Sammy Varin. Lo so. Oh, dietamo, disse Catullo. E questo Sammy Varin cosa ne facciamo? Ascoltiamolo anche quest'oggi e vediamo che cosa ha da dire. Buongiorno Sammy, per la tragedia spagnola molto dipende dalla conformazione geografica e altrettanto dalle malefatte verdi-rossi. Ma chi li vota? Per quanto riguarda le elezioni USA, si resta basiti che ci sia gente pronta a votare i democratici, ma veramente non si capisce che ovunque i democratici governano, vedi Unione Europea, c'è solo miseria e morte, scrive Mauro, Ma veramente si crede che le elezioni USA siano democratiche? Credete ancora che Biden avesse vinto? Ah, gomblottisti, vi amo! Si cambia la vita con Trump e finiscono anche le guerre. Sì, ditemi che cosa cambia se vince Trump o se vince la Harris. Fatemi un WhatsApp anche voi ascoltatori che girate per caso su Radio Libertà. Cosa vi cambia la vita? 340-6709-659. A me se Trump fa smettere Zelensky e Netanyahu di guerreggiare mi cambia molto la vita. Inflazione giù, meno spese per le armi, gas meno caro e spero anche Big Pharma meno invadente. Bravo Silvio da Torino. Non si cambierà la vita se vinceranno Trump o Kamala, ma le politiche dissennate dei democratici USA su immigrazione e guerre inevitabilmente impatterebbero su di noi e sull'Europa, scrive Carla. Ancora WhatsApp, certo, tantissimi, mamma mia, mi fermo qualche istante e vi leggo qualche altra prima pagina, ma voi continuate a mandarli. Ritorno
ritorno sul quotidiano La Verità. Vi dicevo dell'asse Vescovi-PM, guai a chi tocca i migranti, e poi parleremo anche della menata dell'Umbria. Ci sono le elezioni in Umbria già 17 e 18 di novembre. Ogni anno, ogni volta che ci sono le elezioni in Umbria, il Corriere tira in ballo i frati di Assisi che votano PD, è chiaro, sono tutti lì a votare PD. I frati di Assisi questa volta si sono un po' incazzati, i frati di Assisi hanno detto: ma sto cavolo, che votiamo PD, chissà mai che sia vero, ma voi ci credete che i frati di Assisi non votano PD? E la camminata della pace e le bandiere della pace, cioè non lo so, sappiatelo, assolutamente sì. Altro che clima, gli spagnoli incolpano Sanchez. A Valencia, fortissima contestazione contro re e premier, bastonate e lancio di fango. I valenziani colpiti dall'alluvione fanno capire da che parte stanno e accolgono il re Felipe e consorte lanciando pezzi di fango e oggetti. Stesso trattamento per il premier Sanchez, preso a bastonate, spaccato il vetro della sua auto. Una diga romana di 2000 anni fa salva un paese in Aragona deviando l'acqua. E chiaramente tutti ci chiediamo: si poteva fare qualcosa? Che fate? Siete i gomblottisti o siete persone che dicono in fondo insomma sono cose che capitano? Sappiate che c'è anche questa parte, la parte del gomblotto. Libero. Trump è già panico, Ellie and Company nei guai. Negli USA è sfida all'ultimo voto. La sinistra entra in pre-crisi isterica. Un trionfo di Donald farebbe saltare i piani UE, dal verde all'Ucraina. Avete sentito questa cosa, Ma in centropagina sul Libero l'accusa a Report, costretta a parlare di mio figlio malato. Esaurito il fango su Giulia, ora sparano sulla sorella. Siamo sempre sul quotidiano Libero. Pure i frati tengono la sinistra a distanza, che vi dicevo. Smentito l'endorsement per la candidata Dem in Umbria. Pure i frati tengono la sinistra a distanza. Ci crediamo? Ci crediamo. Un giorno alle elezioni, il nuovo sondaggio che assegna al Tycoon la vittoria, forse, ma soprattutto l'editoriale di Daniele Capezzone. La sinistra è già nel panico. È impressionante la naturalezza con cui politici, commentatori e analisti, senza fare un plissé, ci comunicano alla vigilia delle elezioni presidenziali americane non solo la loro legittima preferenza verso la candidata democratica Kamala Harris, ma una specie di cupa preoccupazione per la democrazia in caso di esito opposto, cioè nell'ipotesi di un'eventuale vittoria di Donald Trump. Abbiamo già sentita sta cosa, Cioè, ogni volta la democrazia. E così il discorso assume una connotazione schizofrenica, oltre che una piega irresistibilmente comica. Se a vincere è la candidata gradita, allora vuol dire che la democrazia funziona perfettamente, che il sistema mostra di possedere gli anticorpi contro tutti i virus, che il popolo è saggio. Se invece a prevalere fosse il candidato sgradito, la democrazia mostrerebbe la sua fragilità. La stessa architettura istituzionale USA si rivelerebbe inadeguata e il popolo, non c'è neanche bisogno di dirlo, una massa di deplorable, anzi direttamente garbage, cioè immondizia. Daniele Capezzone quest'oggi sul quotidiano Libero, che sicuramente è papabile tra quelli da acquistare. Sì, perché Sammy Varin, tra le domande che vi fa c'è anche questa: quale quotidiano oggi acquisterete uscendo di casa? Fatemelo sapere, e se
fuori casa ci siete già, fermatevi un attimo in macchina, che fretta c'è, andate sì a guardare in faccia che faccia fa l'edicolante del paese dove vi trovate. Scommetto che non l'avete mai visto in faccia, perché non ci andate più in edicola, vergogna. 340 6709 659 per dirmi quale quotidiano oggi acquisterete. Intanto certamente io vado a visitare altri quotidiani perché oggi si comincia a parlare seriamente di manovra. Avete capito? C'è il solito assalto, e uno tira di qua, l'altro tira di là, però i quotidiani nazionali non ne parlano. Allora io sono andato su quelli locali e guardate un po' che cosa titolano i quotidiani del nord-est, tipo Il Mattino di Padova, manovra tagli ai comuni. Fotocopia della Tribuna di Treviso, manovra tagli ai comuni. Fatemi entrare un attimo. A Roma inizia il confronto sul testo del governo, spinta bipartisan per correzioni, per emendamenti. I sindaci uniti per farci sentire. E questa cosa non la scrive nessuno, è tagli ai comuni. Si parla di 100 milioni in meno agli enti locali del nord-est, l'80% veneti. Fa male lo stop alle assunzioni. Per il momento prevale la prudenza e le polemiche sono ancora un po' sotto traccia, ma su Italia, gli enti locali operati dal governo con la legge di bilancio, i toni potrebbero scaldarsi. Per i comuni del nord-est si parla di 100 milioni di euro, di questi l'80% in Veneto. A preoccuparci di più è il blocco del turnover nel personale, dicono i sindaci veneti. E noi chiaramente, per essere più sicuri, facciamo un giro anche in qualche altro quotidiano, ed effettivamente anche il Giornale di Vicenza scrive una cosa simile. Manovra scure sui comuni, meno 1,4 miliardi in 5 anni. Fondo antidissesti azzerato. Una scure sulla spesa corrente, ma anche sui fondi per investimenti. È quella che cala sui comuni dal testo della manovra finanziaria varata qualche giorno fa dal governo Meloni e che peserà per 1,4 miliardi sugli enti locali dal 2025 al 2029. ANCI Veneto conferma che si tratta di tagli lineari che penalizzano maggiormente i comuni virtuosi. Tagliato anche un fondo per la sicurezza idrogeologica nei territori. Chiaramente staremo a vedere, ma è un alto là importante che ci segniamo e che soprattutto che lanciamo da queste frequenze. Lo dice anche la nuova di Venezia e Mestre, manovra tagli ai comuni, e stiamo naturalmente a vedere. Andiamo avanti, certamente, quotidiani oggi in edicola, ma soprattutto in questo caso andiamo a scoprire che cosa combina Massimiliano Fedriga. Me l'avete richiesto, so che ci sono anche le richieste, qualcuno di voi giustamente non lo sa, potete richiedermi non canzoni, come facevamo un tempo con dediche richieste negli anni 70-80 nelle prime radio libere, ma potete richiedermi articoli, ospiti, pagine di quotidiani, interi quotidiani, perché tra poco inizio poi a girarne uno, il più richiesto. Richiedete l'intervista con il politico, con chi effettivamente più vi interessa, mandando un WhatsApp al 340 6709 659. E molto richiesto, anche perché insomma è un pezzo da 90 della Lega, si parla sempre spesso che possa diventare ancora più famoso. Sto parlando di Massimiliano Fedriga, intervistato a pagina 13 del quotidiano La Stampa. Lo scontro tra governo e giudici è un pericolo
per la democrazia, dice Fedriga. Il presidente del Friuli Venezia Giulia: serve più equilibrio da entrambe le parti. Gli sbarchi? Non pensiamo solo agli irregolari, occorre un modello di integrazione. I viaggi negli Stati Uniti del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ormai non si contano più. Sempre a Washington, spesso a New York, questa volta tappa anche a Richmond, nello stato del Virginia. Quando un politico italiano, scrivete, sentite cosa scrive, va così spesso negli USA, si dice ambisca a un ruolo nazionale, magari da nuovo segretario della Lega. Sentite che cosa osa scrivere il quotidiano La Stampa. Vergogna, lo escludo. Fedriga si schermisce. Penso a trovare investimenti per la mia regione. Vedi il bello di essere autonomi, e cavolo. Ci sono quelli invece che aspettano la pappa pronta. Siamo in un momento storico in cui le tensioni e le chiusure spingono a guardare ai nostri alleati storici come gli Stati Uniti, e ho la consapevolezza che per costruire qualcosa di duraturo non bastano le visite spot, bisogna curare i rapporti. Anche Donald Trump potrebbe avviare una stagione di dazi e di chiusure nei confronti del mercato europeo, rintuzza quest'oggi La Stampa. Tiferà comunque per lui? Risponde Fedriga. Sono fiducioso che chiunque vinca il prossimo presidente americano avrà a cuore i rapporti con i suoi alleati europei. Nei miei viaggi negli USA non ho mai preso posizione prendendo le parti di Trump o di Kamala Harris, e non lo farò ora. A differenza del suo segretario Matteo Salvini, che invece si mostra pubblicamente come il fan numero uno di Trump, risponde il governatore del Friuli, così come il PD supporta apertamente Harris. Io semplicemente preferisco evitare atteggiamenti da tifoso, guardo con rispetto ai processi democratici degli altri paesi. Qui in Italia, come negli Stati Uniti, la destra si scaglia contro i magistrati. Fa bene? E lui dice: serve più equilibrio da entrambe le parti. Nello scontro in atto vedo un pericolo per la democrazia. Gli attacchi più violenti sono arrivati dalla politica, non c'è dubbio, ma sono arrivati come conseguenza di posizioni da parte di un pezzo della magistratura che sono discutibili e mi lasciano piuttosto perplesso. Dice Fedriga: ho letto l'ultima richiesta del Tribunale di Bologna, che ha rinviato alla Corte di Giustizia europea il decreto sui paesi sicuri, citando però la Germania nazista per dire che l'Italia la considererebbe un paese sicuro. Sono convinto che i giudici fossero in buona fede, ma questo tipo di uscite non servono. Cosa intende? Fa finta di non sapere Federico Capurso del quotidiano La Stampa, che oggi intervista Fedriga. Mettono a repentaglio la fiducia dei cittadini nella magistratura. L'opinione pubblica in questo modo può dubitare che ci sia serenità di giudizio. Se poi non c'è equilibrio nemmeno da parte della politica, si crea una distanza tra le istituzioni e i cittadini. Per questo è un problema democratico. Non si rischia un'invasione di poteri se la politica vuole dire alle procure su quali reati devono avviare prioritariamente la loro azione? Risponde Fedriga. Anche la politica denuncia da anni un'invasione di poteri da parte della magistratura. Detto questo, quando il Parlamento dà delle linee di carattere generale alle procure, senza affrontare reati specifici, non c'è invasione, e le riforme della giustizia sono un diritto della politica e pienamente nei poteri del governo. Ancora, lo scontro nasce sui migranti. Il governo guarda molto al fronte mediterraneo, teme che la rotta balcanica, che ha una porta sulla sua regione, possa subire un aumento del flusso. Lo ricordiamo, quelli che non prendono il barcone ma arrivano tramite terra in Friuli Venezia Giulia. Il problema è non far arrivare l'immigrazione illegale e favorire quella legale. Il tema non è da dove entrano gli irregolari. Si deve capire che l'immigrazione illegale penalizza quella regolare, a cui vanno garantiti dei diritti. Serve un modello diverso, non solo di contenimento, ovvero, ad esempio, abbiamo dato supporto a Confindustria Alto Adriatico per firmare un accordo con i salesiani in Ghana, che lì in loco formeranno lavorativamente dei ragazzi con l'obiettivo di farli venire a lavorare in Friuli Venezia Giulia, in settori dove c'è necessità.
si insegna loro la lingua italiana, si garantiscono poi qui, oltre allo stipendio, un alloggio e i servizi necessari. Il prossimo anno dovrebbero arrivare i primi 250 ragazzi formati. Insomma, si deve rompere lo schema dell'immigrazione regolare e costruire un modello di immigrazione regolare. Lei è anche il presidente della conferenza delle regioni, ricorda la stampa. I fondi in manovra sulla sanità non consentiranno assunzioni straordinarie di medici e infermieri. Serve uno sforzo in più? Risponde Massimiliano Fedriga. Nell'ultima conferenza delle regioni nessun presidente ha contestato le risorse sulla sanità. Si deve però andare verso una riforma strutturale che guardi soprattutto alla medicina del territorio. Solo così è possibile tagliare le liste d'attesa, che continuano a crescere nonostante le promesse del governo, scrive ancora la stampa. Il centro-sinistra dice che servono più soldi, ma abbiamo visto che anche fornendo più prestazioni, le liste d'attesa sono aumentate perché contestualmente sono cresciute le prescrizioni. Dobbiamo coordinarci con la medicina del territorio, riorganizzare i servizi e garantire presidi attrattivi per professionisti, altrimenti diventa una rincorsa senza fine. Così l'intervista a Massimiliano Fedriga quest'oggi a pagina 13 del quotidiano La Stampa. Dove andiamo? Dai, richiedete? Richiedete? Ok. Ho letto. Che cosa succede se vince? E siamo sempre sul quotidiano La Stampa. Donald Trump a sinistra, protezionismo e business, oppure Kamala Harris a destra, democrazia e diritti globali. Ad esempio, che cosa succede se vince Donald Trump sull'economia? Cosa può cambiare? Tagli alle tasse e alle spese. Donald Trump rilancia la sua ricetta economica di riduzione delle tasse e politiche di deregolamentazione, le stesse che secondo lui hanno stimolato crescita, innovazione, occupazione quando era presidente. Il suo mandato ha visto un drammatico aumento del debito nazionale a causa della pandemia, ma ora afferma che la spesa pubblica ha bisogno di tagli massicci per ridurre l'inflazione. Il repubblicano chiede di abbassare l'aliquota dell'imposta sulle società al 15% per le aziende che producono beni negli Stati Uniti e di eliminare le tasse sulle mance e sui benefici della previdenza. Quest'ultima proposta aggiungerebbe fino a 1.800 miliardi di dollari al deficit federale nel prossimo decennio. Trump afferma che il Congresso dovrebbe adottare misure drastiche per ridurre la spesa, anche utilizzando il tetto del debito. Tuttavia si è opposto a qualsiasi taglio ai programmi che pesano di più incisività sul bilancio. Previdenza sociale, Medicare, difesa. Vuole infine ridurre il potere e l'indipendenza delle agenzie federali responsabili di un assalto normativo. E vediamo che cosa dice invece la sua rivale dall'altra parte. Che cosa succede se vince Deborah Kamala Harris? Più spesa sociale e più tasse ai ricchi. Kamala Harris ha annunciato programmi di spesa pubblica che aumenterebbe il deficit federale di oltre 1.000 miliardi di dollari nel prossimo decennio. Sul lato delle entrate, la candidata democratica sostiene l'incremento dell'aliquota massima dell'imposta sul reddito e l'attuazione di un'imposta patrimoniale del 25% sulle persone fisiche con patrimonio di oltre 100 milioni di dollari. Kamala è favorevole al contempo all'aumento dell'aliquota d'imposta sulle società dal 21 al 28%. La sua proposta di aumentare l'imposta sulle plusvalenze al 28% è tuttavia inferiore all'aliquota del 39,6% proposta da Joe Biden. Harris afferma che ricostruire la classe media sarà un obiettivo fondamentale della sua presidenza, grazie all'aumento del salario minimo, l'eliminazione delle tasse sulle mance e la creazione di un credito d'imposta per i neonati fino a $6.000 all'anno.
La Democratica vuole rilanciare la politica antitrust avviata da Biden contro i monopoli nei settori aerospaziale, energetico e tecnologico, che dal 2022 ha sollevato molte contestazioni da parte delle autorità preposte alle operazioni di consolidamento. Siamo sul quotidiano La Stampa. Che cosa succede? Vediamo un po'. Se dovesse vincere Donald Trump, ad esempio sull'immigrazione. Maxi deportazione dei clandestini. Diversamente dalla campagna del 2016, quando la promessa era la costruzione del muro al confine col Messico per non farli entrare, oggi l'attenzione di Trump è su chi è già dentro gli Stati Uniti, con la promessa di eseguire la più grossa deportazione di immigrati illegali della storia. Per farlo Trump si vuole avvalere di una legge del 1798 che consente la deportazione sommaria di cittadini di paesi stranieri con cui gli Stati Uniti sono in guerra. La userebbe per prendere di mira e smantellare ogni rete criminale di migranti che opera sul suolo americano. Non ce l'abbiamo anche noi una legge del genere, no? Un'analisi di CBS News rivela che la proposta di Trump costerebbe al governo centinaia di miliardi di dollari e potrebbe avere conseguenze sui prezzi alimentari. Il settore agricolo statunitense, che lotta con una costante carenza di manodopera, fa affidamento principalmente su lavoratori immigrati, la metà senza documenti. Inoltre Trump vuole costruire centri di detenzione e imporre alle persone che cercano asilo negli Stati Uniti di stare in Messico mentre le loro richieste vengono esaminate. Ma guarda un po', sembra di leggere Italia-Albania. Vediamo cosa farebbe Kamala Harris sul fronte immigrazione. Un mix di severità e di apertura. Se eletta, Harris sosterrà il disegno di legge bipartisan che il Congresso aveva già elaborato sotto Biden, ma che poi era stato fatto fallire da Trump, che aveva detto ai suoi alleati di non votarlo per non dare all'amministrazione democratica una vittoria legislativa in un anno elettorale. Si tratta di una legge che rafforzerebbe i confini, assumendo più agenti, colmerebbe le lacune del processo di asilo, darebbe al presidente una maggiore autorità per chiudere il confine quando gli attraversamenti sono elevati. Insomma, mica buona anche questa. Harris sostiene la necessità di un percorso alla cittadinanza per gli immigrati privi di documenti e un trattamento umano dei richiedenti asilo alla frontiera, ma ha anche chiesto regole più severe sui richiedenti asilo e ha promesso che impedire al fentanyl di attraversare i confini degli Stati Uniti sarà una massima priorità della sua amministrazione. Harris si oppone alla politica di Trump di separare le famiglie al confine, definendola violazione dei diritti umani, e di recente ha invitato alcune delle famiglie riunite a discutere le loro esperienze in un evento in Florida. Ma prosegue naturalmente quest'oggi sul quotidiano La Stampa, pagina 6 e 7, questa distinzione, no? Che cosa succede, no? Che cosa succede se vince Trump o se vince Kamala Harris? Ma ci fermiamo per qualche minuto, c'è il meteo e una canzone, torniamo tra pochissimo anche sui vostri WhatsApp al 340 67 09 659. Sempre regime anticiclonico sull'Italia, ma caleranno le temperature un po' ovunque. Nella prima parte della giornata proseguirà il dominio del sole, anche se qualche foschia potrà formarsi in pianura al nord, specie sulla Val Padana centro-occidentale, nubi sparse o irregolari al sud. Nel pomeriggio tendenza al dissolvimento anche dei banchi nebbiosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Quasi sussurrata questa canzone, ne abbiamo bisogno, perché il lunedì dopo un ponte così lungo abbiamo bisogno di essere coccolati. Si chiamano Blinch, scritto con la Y e il CH, tanto per complicarci la vita. Quello che siamo. Ecco com'è dare amore a chi è troppo fragile per poterlo accogliere. Blinch ha una penna fragile e delicata che tocca con semplicità l'intimità psicologica dell'animo umano. La canzone Quello che siamo all'interno della rassegna stampa di Sammy Varin sulle frequenze di Radio Libertà. Buongiorno a chi è gentile e mi dà il buongiorno inviando un WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno anche a chi magari ci chiamerà più avanti dopo le 9. Apriremo le linee allo 0292947222, commenteremo i fatti del giorno anche con politici, cercheremo di capire che cosa succede sul fronte manovra economica, perché abbiamo letto sui quotidiani del Nord-Est di pesanti tagli proprio ai comuni del Nord-Est, che sono i più virtuosi, lo mettiamo tra parentesi, i più ricchi, non proprio i più ricchi, quelli che spendono meglio i propri soldi. Leggiamo qualche whatsappino al 340 6709 659. Allora, se vince la Harris, la sinistra dei no altri comincerebbe a illudersi di un'ennesima sconfitta della destra di governo, facendo la solita figura di merda. È vero, Marco, questo è vero, cioè ricominciano con la solita litania, e anche i frati di Assisi sarebbero lì a dire ha vinto Kamala. I frati di Assisi non votano PD, lo devo ripetere ancora, non votano PD, signor. Ma se nessuno ha imparato la lezione di Silvio Berlusconi, che poteva avvicinarsi a Trump, un carisma simile non lo abbiamo. È vero, l'ho fatta la domanda, tra le domande che vi fa oggi Sammy Varin, ce l'abbiamo un Donald Trump qui in Italia? E la Harris, chi è la Kamala italiana? 340 6709 659. Caro Sammy, buongiorno. Io spero che vinca Trump, perché di un clone della Slane e di scemo più scemo anche in America veramente sarebbe troppo, sbandierando sempre questa libertà come se adesso mancasse e parlando solo di accoglienza LGBT. Basta. Inoltre spero che non saremo più obbligati a prendere il gas liquefatto, che ha dei costi proibitivi dall'America, e spero inoltre che Trump faccia terminare veramente la guerra in Ucraina. È vero, Beppe, è una cosa che ha detto più volte Trump, è che se ci fosse lui questa guerra finirebbe subito, e non solo quella in Ucraina, per cui ci viene in mente che forse sarebbe meglio l'appuntamento, se volete sentire parlare d'America da chi se ne intende, è per questa mattina intorno alle 9:40. Te la ridò io l'America, come ogni lunedì, un approfondimento importante, oltre naturalmente a quello del nostro condirettore Giulio Cainarca, che non fa più la rassegna stampa ma approfondisce un argomento a sua scelta di quelli tosti ogni mattina intorno alle ore 10. Andrea da Cagliari scrive: penso che se vince la Harris, la scena mondiale, vedi le varie guerre, compresa quella russa con l'Ucraina, peggioreranno, perché questo è il volere dei democratici. Bravo Andrea. Buongiorno. Ieri ho letto che uno di quei clandestini che sono stati riportati in Italia dall'Albania dice di non riportarlo in Bangladesh perché lui ha un debito con la banca e se rientra lo mettono in galera. Spero sia una bufala, perché diversamente sarebbe un'ennesima presa in giro per gli italiani. Cara Clara, la verità sta sempre nel mezzo, però trovano le scuse più pazzesche. Il problema è che noi gli crediamo. Se usassero il cervello sia in Emilia che a Valencia, metterei al governo dell'ambiente dei castori, sostituendo gli incompetenti attualmente stipendiati per dare danni. Scherza, ma mica tanto il Walter. Sì, perché tra le domande che vi ho fatto, avete visto come hanno reagito le popolazioni spagnole dopo questo disastro pazzesco.
verso i loro governanti. Quando sono arrivati i nostri governanti, purtroppo anche noi abbiamo patito e stiamo patendo problematiche pazzesche con le alluvioni, tutti buoni e tutti gentili, È arrivata la Meloni, ma è arrivata anche la capessa dell'Europa, signori, la von der Leyen, vi ricordate, con Bonaccini abbracciati, Nessuno che faceva volare una mosca. Perché questo modo diverso di reagire? Oh, io ne sono ben felice, ci mancherebbe altro. No alla violenza. Questi spagnoli erano incazzati forti. C'hanno un motivo secondo voi? 340 6709 659. Siete anche voi gomblottisti dicendo che però quelle scie chimiche in Marocco, puntini, non voglio istigarvi a questi argomenti, mi sembro il tipo io, ma assolutamente, però gira, non sui quotidiani, ma gira in rete. Ciao Sammy, se vince la Camera, prepariamoci alla terza guerra mondiale. Caro Luca da Brescia, tocco qui, tocco là, autoerotismo mattutino, qualunque cosa sia, noi speriamo che non cambi niente di così sostanziale, invece a quanto pare cambia se vince l'uno o se vince l'altro, signori. Ciao Sammy, se per noi non cambia niente, meglio vinca Trump. L'altra ride troppo. È vero, però è il suo modo di acchiappare voti, ridendo. Ma avete fatto il conto dei voti presi dal PD in Liguria in base agli aventi diritto? Anche perché loro, i sinistri, vanno anche col maltempo. A me non sembrano così tanti. Ancora WhatsApp. Grazie. Un ragazzo di 20 anni, sono Bruno Rachiele, un ragazzo di 20 anni che ama la politica, l'attualità e la scrittura. Vi seguo sempre ogni mattina. Volevo inoltrare a voi il mio nuovo libro, una raccolta di poesie in stile haiku. Ma guarda un po', la poesia dell'infinito di Bruno Rachiele. Bravo Bruno, complimenti, Lo cercate facilmente su internet. Bruno Rachiele, la poesia dell'infinito. E mai come oggi ne abbiamo anche bisogno, di queste frasettine veloci che ci diano un po' di sprint e un po' di pepe in culo, è vero? Federica, quello che i vaccini, e subito Mauro si è risvegliato. Siamo stati tutti troppo cattivi con quelli che non si vaccinavano, è un mea culpa generale, ma Federica se lo ricordano in modo particolare. Santa polenta. Trump non deve vincere. Dopo aver provato con giudici, scandali sexy, fucili, ora assisteremmo ai soliti brogli, soprattutto postali, non verificabili, a cui non si sa come rispondere, e nel cassetto progetto tipo Kennedy Dallas. Vedremo. No, davvero, io sinceramente a questo punto preferisco che vinca, ma alla grande uno dei due, e basta polemiche, basta menate, ricominciamo di nuovo, poi Trump si incazza, no? Che ci sia una vittoria, ma di quelle belle toste, cosa ne dici? Sammy, sono Dante di Treviso. Federica è il più antipatico del nord. Lui dava dei delinquenti ai Novax. Mica soltanto lui, ragazzi. Sammy, leggi anche il vernacoliere per la gioia dei toscani. Sante, quello è illeggibile. Però ogni tanto, sì, chi mi conosce sa il mio numero di telefono, vede sugli stati del mio WhatsApp, ce lo metto. Sammy intervista Savoini. È forte. E a proposito di Savoini, il nostro Giulio Cainarca lo ha intervistato spesso. Certo che abbiamo un Trump in Italia. Stefano Bandecchi, scrive Pietro. In effetti è bello tosto. Lui dice parolacce, mena pure, ed è alleato con il centrodestra in Umbria. La Camala italiota è la melona. L'una ridens, l'altra fa le faccine. Lascia sta, è vero. Guarda, non ci avevo pensato sta cosa. La Camala italiota e la melona. Ma guarda, in effetti anche lei fa le faccine, ma non ride così tanto. La Camala ride davvero troppo, no? Come vi pare? Buongiorno Sammy, secondo me fare le sceneggiate in piazza ora non serve a niente. Sanchez se lo sono votato loro, e se sono consapevoli che la catastrofe è conseguenza della gestione del territorio mancante, è inutile lamentarsi. È importante votare e votare bene.
questi a sinistra ci vogliono poveri. Ancora WhatsApp, signori, questo è l'ultimo, quindi se siete lì indecisi, ne devo ancora? Sì, scrivetemi se ancora non mi avete scritto, commentando le notizie del giorno, 3406709 Caro Sammy, è molto bello e confortante sentire che i nostri giovani sono seduti sul divano, mentre noi anziani dobbiamo lavorare fino alla morte, vedi l'ultimo sondaggio. E la Lega cosa fa? Ferdinando da Verona. E vedi, mentre parlo ne arrivano ancora. Buongiorno Sammy, per cortesia puoi chiedere al politico di turno che fine ha fatto la sanzione di 100 euro dei non vaccinati? Vedi, io do fuoco alle polveri, Sammy Varin, te le vai a cercare. Claudio Borghi, dove sei? Aiuto! Federica va in America, speriamo ci resti. Mamma mia, ragazzi, mi avete mangiato pesante ieri sera. Va bene, ok. Ritorno sui quotidiani. E a proposito di argomenti che ci interessano, almeno a me interessano, spero che interessino anche voi, cosa siete diventati tutti comunisti? A pagina 13 del Corriere, Albania, l'attesa dei nuovi migranti e si muove la Corte dei Conti. Oh, signor Piangem. Però, non solo il quotidiano, il Corriere, ma tutti i quotidiani parlano di queste povere guardie lì tutto il giorno a fare niente. E no, qui non c'è, ma su altri quotidiani la foto dei cagnolini, perché in mancanza degli immigrati sono entrati i cagnolini che hanno anche la cuccia molto comoda e coperta, visto che dormono lì dove dovrebbero starci gli immigrati. Per favore, per piacere, non si vede nessuno, non un'anima viva nei 70.000 metri quadrati di vialoni e prefabbricati costruiti nel mezzo del nulla a Jadè, un'ora di macchina da Tirana, soltanto un gruppetto di poliziotti a presidiare l'ingresso di questo pezzo d'Italia in terra albanese. A vederlo dall'alto, con le sue recinzioni di 9 metri, viene in mente la fortezza Bastiani, il cucuzzolo di una collina sperduta al posto del deserto e l'attesa dei migranti invece dei tartari. Che fantasia! Chi è questa? Alessandra Muglia. Chissà se si fa il bagno in Albania con questo bel tempo, in questi giorni, vero? Il nuovo carico di ospiti è previsto tra pochi giorni. Con il ritorno del bel tempo sono aumentati gli sbarchi, 235 tra Lampedusa e Pozzallo nel weekend, e riprende proprio oggi l'operazione Albania, con la nave Libra della Marina Militare posizionata in acque internazionali al largo di Lampedusa, pronta a raccogliere i migranti intercettati dai guardiacoste e trasferire nei centri costruiti al di là dell'Adriatico quelli idonei, che lo ricordiamo, maschi adulti, soli, non vulnerabili e provenienti da, tra virgolette, paesi sicuri. Alcune ore per il trasbordo, poi il primo screening in mare e infine 2 giorni di viaggio fino all'attracco a Schengen tra mercoledì e giovedì se il mare non si imbizzarrisce. Il governo italiano dunque ci riprova, forte del nuovo decreto legge sui paesi sicuri, con cui conta questa volta di poter evitare che i profughi siano liberati e portati in Italia, dopo la decisione dei giudici di Roma, come è accaduto a ottobre. Ma la strada resta irta di ostacoli. Scrive oggi il Corriere. C'è l'attesa per il verdetto della Corte di Giustizia UE interpellata dal Tribunale di Bologna per verificare la compatibilità di quel decreto con le norme dell'Unione. Ecco, non solo. Ieri la Corte dei Conti ha aperto un'indagine preliminare su 2 esposti presentati da Italia Viva e 5 Stelle che denunciano un danno erariale per il trasporto dei 16 migranti in Albania. Danno erariale. Ora la Procura dovrà prima valutare se esistono i presupposti che possano configurare il danno e poi decidere se archiviare il caso o aprire un fascicolo. Anche alla luce delle polemiche sui costi, l'obiettivo del governo, dopo il primo viaggio test con numeri limitati, è ora quello di aumentare la quota di migranti da trasferire.
Non potranno più essere così pochi come i primi 16, poi ridotti a 12, ma neanche troppi. Secondo indiscrezioni si punta a un massimo di 30-40 persone, quindi non facciamo il viaggio per niente, che cavolo, per motivi di sicurezza innanzitutto, perché la Libra è una nave militare con poco spazio, non attrezzata per i trasbordi. Un altro fattore di rischio è la nazionalità. I tunisini potrebbero rivelarsi poco gestibili perché sanno di avere più chance di essere rimpatriati, dati gli accordi vigenti tra Roma e Tunisi. Quindi non se ne potranno imbarcare molti. Capito? È un po' complicato il ragionamento, però forse ci arrivo. Calcoli e previsioni che non interessano la gente del posto, lontani anni luce, persino dall'orizzonte degli unici dirimpettai del centro fortezza di Jadè. La nostra vita non cambierà, facciano quello che vogliono, sentenziano Ermino, meccanico di 23 anni, e suo padre Rexé, mentre bruciano sterpaglie in giardino. Ragazzi, è un articolo veramente con fiocchi e controfiocchi. Hanno intervistato anche il meccanico e il papà che bruciano sterpagli in giardino. Sì, commentate, bravi, arrivano WhatsApp al 340-6709-659, attenzione, poi alle 9 apriremo anche le linee allo 0292947222, dopo aver sentito, vediamo se sarà disponibile, il presidente dei deputati della Lega, Massimiliano Fedriga. Intanto però, dove andiamo? Dai, avete richieste? Su quale quotidiano preferite andare quest'oggi? Ho capito. Quando fate così vuol dire che c'è la verità. La verità è che volete che io vada sul quotidiano La Verità. Va bene, io non oppongo resistenza. Quando mi fate richieste di questo tipo, pistola puntata, ecco la prima pagina del quotidiano La Verità. La domandina che ci facciamo un po' tutti è su questo asse vescovi PM, guai a chi tocca i migranti, cita quest'oggi La Verità. Avvenire fa finta di confondere la manodopera straniera regolare con i clandestini accolti nei CPR. Ripartono i trasferimenti verso l'Albania, i tribunali permettendo, e i V5 Stelle vanno alla Corte dei Conti. Scrive Francesco Borgonovo, non bastavano le toghe a opporsi ai trasferimenti dei migranti in Albania, mancava in effetti qualche tonaca di supporto. Ecco allora la discesa in campo dei vescovi italiani, sempre pronti quando c'è da sostenere le meraviglie dell'immigrazione di massa. I magistrati dell'ANM si riuniscono oggi a Bologna e discuteranno, e poi andiamo avanti all'interno, vediamo un po' che cosa mai discuteranno senz'altro animatamente di come fronteggiare, magari condizionare, le strategie del governo per la difesa dei confini. Peraltro, come riportava ieri l'ANSA, sulla questione albanese sono stati presentati 2 esposti alla Corte dei Conti da Italia Viva e 5 Stelle, quelli del superbonus, giusto per non farsi mancare niente. I prelati invece la loro strategia l'hanno elaborata da tempo, stanno solo sperimentando nuove vie per applicarla, in attesa che forse già oggi la nave Libra riparta alla volta delle coste albanesi con qualche decina di persone a bordo e magari che qualche giudice zelante all'eccesso si intigni a fermare nuovamente il trasbordo. Cosa che in effetti non è da escludere nonostante il recente decreto governativo sui paesi sicuri. Il quotidiano Avvenire, anticipando dati di Banca Italia, s'affretta a ribadire quanto siano necessari gli stranieri alla nostra nazione. Il titolo di prima pagina è cristallino: il lavoro che serve. Spiega il giornale: all'Italia, per restare competitiva, mantenere i livelli occupazionali, sono già servite e serviranno ancora di più le risorse e le competenze dei lavoratori stranieri. Sono i dati a dirlo. Secondo le ultime previsioni di Confindustria c'è bisogno di 120.000 lavoratori immigrati per i prossimi 5 anni, al netto della quota annuale di 151.000 lavoratori stranieri già prevista nel decreto flussi per il triennio 2023-2025.
Al tempo stesso, se si osserva il nostro andamento occupazionale dal 2007 al 2023, grazie ai dati forniti in esclusiva ad Avvenire dalla Banca d'Italia, è possibile vedere quanto sia già stato determinante il contributo dei lavoratori non nati in Italia, con una crescita del numero di occupati del 2,9%, totalmente attribuibile ai lavoratori stranieri. Secondo Banca Italia, che il quotidiano vescovile cita con soddisfazione, nei primi 6 mesi 2024 oltre 2/3 delle imprese italiane con ricerche di personale in corso, il 69,8%, ha riscontrato difficoltà di reperimento, e queste difficoltà dichiarate dalle aziende nel trovare professionisti, tecnici, operai e più in generale manodopera sono cresciute molto nel tempo. Riguardavano nel 2019, prima della pandemia, il 26% delle assunzioni previste, mentre nel 2022 la quota aveva raggiunto il 42%. Nel 23 aveva superato il 45% delle assunzioni, quasi 2,5 milioni in valore assoluto. Insomma, esisterebbe un evidente problema di disallineamento tra domanda e offerta di lavoro che mette in crisi lo sviluppo del paese e in futuro andrà ad accentuarsi non solo per l'invecchiamento della popolazione, ma anche a causa della scarsa mobilità interna, dell'attrattività sempre più bassa dell'Italia e della fuga di cervelli all'estero. E allora qual è la soluzione? Facile. La stessa medicina che ci viene offerta per curare il crollo demografico, ovvero l'importazione di immigrati. Occorre infatti ampliare gli ingressi dei lavoratori stranieri arrivando a 120.000 l'anno. Ed è esattamente qui che emerge la truffa ideologica perpetrata dai sostenitori dell'accoglienza indiscriminata. Ora, è evidente che in una nazione industrializzata vi sia spazio per un certo numero di lavoratori stranieri, ed è sempre stato così. La mistificazione clamorosa sta però nel far credere che questi lavoratori siano i poveretti in arrivo sui barconi, che è esattamente ciò che suggerisce Avvenire, affiancando il caso albanese alle cifre sugli impiegati mancanti. Il giornale della CEI finge di non sapere che l'ingresso di stranieri serve soprattutto a soddisfare la domanda di lavori a basso salario, creando concorrenza a ribasso. Un fenomeno che sarebbe opportuno combattere, magari creando incentivi affinché i posti disponibili siano occupati da italiani, ma anche fingendo che questa forma di sfruttamento non esista. Resta comunque una palese evidenza: i clandestini non sono la soluzione, non sono qualificati, spesso non sono nemmeno interessati a restare qui. In che modo dovrebbero giovare al nostro sistema produttivo? Davvero si può seriamente ritenere che i migranti inviati in Albania potrebbero invece restare qui a beneficio delle aziende? E poi, da quando i vescovi sono così interessati alla domanda di braccia da parte dei padroni? A noi risultava che per lo più si concentrassero sull'obbligo morale di salvare vite in mare. Che c'entra adesso la carenza di operai? Se l'argomento morale a favore dell'immigrazione negli anni è stato utile per lo più a coprire i guadagni di alcuni professionisti dell'accoglienza, la tesi utilitarista appare ancora peggiore, perché manca gente qua da noi, dobbiamo sradicare centinaia di migliaia di giovani dall'Africa onde avere un esercito industriale di riserva? Sarà che i prelati ormai leggono poco i testi sacri, ma a quanto pare hanno dimenticato anche Marx. E l'articolo prosegue con Francesco Borgonovo oggi sul quotidiano La Verità: asse, tonache, toghe per i migranti, abbiamo bisogno di manodopera. Siamo sempre sul quotidiano La Verità, e certo che vi interessa, a pagina 3, serve un patto tra Schlein e Meloni per una legge elettorale antipartitini. È vero, effettivamente. Suggerimento al segretario Dem: è inutile tentare di mettere d'accordo Renzi, Conte, Bonelli. L'unico modo per evitare di essere messi con le spalle al muro da loro è escluderli con una soglia di sbarramento alta al 5%. Questo è il consiglio di Maurizio Belpietro.
E tu dici, eh sì, ma questi la superano pure il 5%, eh? Mamma mia, che tempi che stiamo vivendo. L'ira di Valencia, fango sul re, Sanchez bastonato. E anche qui, signori, come hanno reagito gli spagnoli? Come abbiamo reagito noi italiani alle alluvioni avvenute, ad esempio, in Emilia-Romagna? Come mai così gentili noi italiani, poco arrabbiati quando è arrivata persino la von der Leyen in mezzo al fango? Come mai questi così incazzati? Rispondetemi pure al volo tramite un WhatsApp al 340 67 09 659. Felipe e consorte duramente contestati con insulti e lancio di oggetti. Distrutti i vetri dell'auto del Premier. Sale la conta dei morti. Sono almeno 217, permane l'allerta meteo. Ma che le dighe non servono, quella romana costruita 2000 anni fa ha salvato Almonacid. Sempre sul quotidiano La Verità, che ricorda che Report ha attaccato pure la sorella di Giulia. Lei chiarisce: ho un figlio malato, non spendo il mio tempo per Fratelli d'Italia. La boccia in un audio: San Giuliano sputtanato. So che non ve ne frega assolutamente niente, quindi vado avanti volentieri. Harris e Trump, l'ora della verità, pagina 6 a pagina 7, i pronostici della vigilia vedono il candidato repubblicano in lievissimo vantaggio. In caso di testa a testa si aprirebbe la porta a ricorsi legali e richieste di riconteggio. Speriamo di no, ma ci fermiamo per qualche minuto. C'è la pausa musicale e poi fiato alle trombe con le vostre telefonate.
Potente questa canzone di Alba Modugno, parente lontana del Domenico Modugno, insieme a Roberta Giallo. Si chiama Anima Satura. La prima è una giovane cantautrice di Polignano a Mare, la seconda un artista tutto tondo che ben conosciamo, che seguiamo per anni perché è stata prodotta da giovanissima da un tale Lucio Dalla. Ma abbiamo un minuto di audio in cui ci salutano. Sentiamo. Ciao Sammy, ciao a Radio Padania da Roberta Giallo ed Alba Modugno. Ciao Sammy. Allora, intanto grazie perché mi hai detto che apprezzate il nostro duetto e noi siamo felicissime che di vi questo. piaccia. Anima? Sì, Anima Satura. Ecco, Anima Satura, grazie davvero per passarlo, per amarlo. Grazie di cuore perché avete reso la nostra anima satura. E un saluto gioioso, saturo, a tutti gli ascoltatori, Sammy. A tutti voi, grazie ancora. Di cuore. Ciao. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che saluta voi, cari amici vicini e lontani. Benvenuti su Radio Libertà, ma soprattutto benvenuto al capogruppo della Lega alla Camera e segretario Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Allora, come va? È passata un'altra settimana? I WhatsApp che stanno arrivando al 340-6709-659 ci proiettano verso i prossimi appuntamenti elettorali in Umbria, in Emilia-Romagna del 17-18 di novembre. Ormai è un countdown bello tosto. In Liguria il centrodestra è tornato a vincere nonostante puntini. In Umbria e persino in Emilia-Romagna, leggendo i quotidiani in questi giorni, il PD traballa e non poco. Ora io posso capire, traballa in Umbria e da sempre, visto che comunque c'era il centrodestra che portava avanti l'Umbria in questi anni, ma addirittura in Emilia-Romagna traballa il Partito Democratico. È una missione, scritto sui giornali di sinistra, è una missione mica da niente. E che cosa sta succedendo, Molinari? Quali previsioni possiamo fare? Perché anche in Umbria, hai visto, ci hanno provato a mettere dentro la situazione magistrati e gneniero, ma gli è andata male. Possiamo davvero cominciare a pensare che il PD ha i giorni, non esageriamo, i mesi o comunque gli anni contati anche in queste regioni da sempre amministrate dalla sinistra, ma dove i cittadini hanno maturato un'insofferenza totale. Io ho fatto un esempio molto stupido per la realtà. Abbiamo visto in Spagna i cittadini protestare in maniera forse anche esagerata verso i loro governanti. Da noi in Emilia-Romagna una situazione del genere forse no, ma ne sono successe di cose gravissime con alluvioni in questi anni. E i nostri cittadini calmi, tranquilli, nessuno che si è arrabbiato. Non è che magari questi cittadini emiliano-romagnoli fanno una sorpresona non andando più a votare il Partito Democratico? Questa sarebbe la protesta veramente più forte, esacerbata. Molinari. Beh, guarda, Sammy, partiamo dal dato accertato che abbiamo, che è quello della Liguria. In Liguria, se pensiamo che in primavera o inizio estate, insomma, quando sono partite le inchieste che hanno portato poi alle dimissioni di Toti, si dava il centro-sinistra in vantaggio di quasi 10 punti, si è fatto un risultato straordinario, e anche lì diciamo che la scelta della sinistra di cavalcare una vicenda giudiziaria, ricorderete tutti quanti la manifestazione in Piazza dei Ferrari sotto il Palazzo della Regione per chiedere il voto anticipato, non ha portato bene alla sinistra. Lì c'è da dire che è stato premiato un buon governo del centrodestra, quindi è stato premiato una continuità col lavoro fatto dalla regione e soprattutto è stata premiata una figura come quella di Bucci, che ha lavorato egregiamente come sindaco del capoluogo ligure. In Umbria speriamo di ripetere lo stesso schema, nel senso che in Umbria certamente non c'è nessuna inchiesta, non c'è niente del genere, però anche qua è una regione storicamente rossa, proprio come la Liguria, che ha visto adesso per 5 anni un'amministrazione di centrodestra con un governatore della Lega. E quindi nonostante in Umbria si parta sempre in svantaggio, perché è una delle regioni del centro Italia considerate rosse come il fuoco,
e i sondaggi oggi ci dicono che abbiamo buone possibilità di vincere, anzi che siamo addirittura davanti. Quindi potrebbe essere una riedizione dello schema Liguria, dove nonostante la tradizione di sinistra, aver lavorato bene, aver amministrato bene con i nostri uomini e le nostre donne ci porta un consenso dove storicamente non l'abbiamo avuto. Sull'Emilia invece è una situazione diversa. Sull'Emilia è una regione dove il radicamento del centro-sinistra è assolutamente certificato e totale, dove il centrodestra non ha mai amministrato la regione, e sicuramente gli ultimi eventi alluvionali dove le responsabilità dell'amministrazione regionale sono evidenti, anche perché come ricordava il ministro Musumeci qualche settimana fa, sono arrivati molti fondi e diciamo che in alcuni casi sarebbe anche interessante capire come sono stati spesi, e ci sono delle responsabilità dirette di quelli che sono i vertici del PD, perché Elly Schlein non viene da Marte, ma era proprio assessore con la delega in Regione Emilia-Romagna a questi temi. Quindi sicuramente Emilia-Romagna è più difficile, sicuramente Emilia-Romagna i sondaggi ci danno indietro, però che forse magari un moto di coscienza o un cambio di opinione della popolazione dopo tutti questi anni di monocolore, di fatto di sinistra, e dopo gli eventi che ci sono stati possa accadere, è qualcosa che sta nel novero delle possibilità. Staremo a vedere. È minimo, e noi staremo qui a parlarne perché la nostra radio si interessa tantissimo dei territori. A proposito dei territori, un'ultima battuta naturalmente sulla settimana parlamentare, è la settimana della legge di bilancio, e quindi ogni partito cerca di sistemare questa legge come piacerebbe di più a se stesso, ma soprattutto ai propri elettori. Io ti segnalo una cosa: non ne parlano i quotidiani nazionali, ma quelli locali mostrano una certa arrabbiatura sulle prime pagine. Ad esempio il Giornale di Vicenza scrive: governo ed enti locali, manovra scure sui comuni, meno 1,4 miliardi in 5 anni, fondo antidissesti azzerato. Insomma, i quotidiani del nord-est dicono che c'è stata una scure, un taglio esagerato proprio verso i comuni più virtuosi, che sono proprio quelli del nord-est. La Lega che cosa chiederà in questa legge di bilancio questa settimana? Esatto, come giustamente dicevi, questa è la legge di bilancio, perché in aula, per carità, abbiamo degli altri provvedimenti, degli accordi internazionali, ma il grosso del lavoro verrà fatto in commissione, soprattutto nelle riunioni dei partiti. Noi ci troveremo come partito, anche con il ministro Giorgetti, cercheremo di capire quali sono i margini di manovra sulla legge di bilancio. Quella dei tagli ai comuni è certamente una questione che ci è già stata ampiamente segnalata, però devo dire anche che si sapeva, nel senso che sono stati concordati per tempo, e il comparto enti locali è uno di quelli dove si è tagliato meno, visto questa, come ricorderete, Giorgetti l'aveva detto, no? Una legge di bilancio dove tutti i ministeri avrebbero dovuto fare dei sacrifici, e sui comuni dove si è cercato di tagliare di meno. E un altro settore su cui credo che la Lega possa intervenire è quello della sicurezza, cioè il blocco del turnover per gli agenti di polizia va in contraddizione con quello che noi abbiamo approvato nei vari decreti sicurezza e nella legge di bilancio dell'anno scorso. Noi avevamo trovato risorse per implementare i corpi di polizia mano a mano che la gente andava in pensione, quindi mano a mano che andavano in pensione gli agenti avevamo messo a bilancio risorse per assumerne di più rispetto ai pensionandi. In questa legge di bilancio c'è una norma che blocca il turnover al 25%, cioè in sintesi dice che ogni 5 che vanno in pensione se ne riassumono soltanto 4. Ecco, questo diciamo che sul comparto sicurezza va in contraddizione con quella che è la linea della Lega, e penso che su questo dovremmo intervenire e fare qualcosa. E allora, antenne ben rizzate, ringraziamo Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega Piemontese. Buon lavoro Molinari. Grazie Sammy, un saluto a tutti. Qui
Parlamento. Con il buongiorno rinnovato, con la voce di Sammy Varin, apre le danze, balliamo, puntini puntini, sì, c'era quella canzone, ma era dentro in un film che poi, mamma mia, guardate ancora quei film omofobi. Alle 9.13 il buongiorno si sente dal Varin e apriamo anche le linee, certo, allo 0292947222 avete il permesso ufficiale di entrare in diretta e dire quello che volete sull'argomento preferito. Basta usare il telefono 02 9294 7222. Intanto io vi leggo qualche WhatsApp. L'effetto su quelli che partono al pensiero di finire in Albania e poi di nuovo a casa non è fatturabile, per cui la Corte dei Conti non potrà valutare, scherza Mario. E Mattarella che parla e dà lezioni a tutti. Lo avete sentito sul CSM, i clandestini in Albania e viaggio nave gratis proprio come noi turisti italiani? Ciao Sammy, perché il centrodestra non ha denunciato i 5 Stelle alla Corte dei Conti per il 110% o per i banchi a rotelle? Loro sono sempre pronti, noi no. Ti ascolto Enzo da San Mauro Torinese. Siamo troppo buoni, siamo troppo buoni, un po' come gli elettori dell'Emilia Romagna che per la terza volta devono cambiare la cucina, ma sono contenti così? No, loro non hanno tirato niente ai governanti, ma forse si preparano a votare in modo diverso il 17-18 novembre. 0292947222. Sentiamo le vostre voci. Pronto? Nessun cattivo, Sammy, sono Nando da Pioltello. Ciao. Senti, Sammy Varin, tessera Rea dell'87, tu che hai un po' di memoria storica. Ehi. Cosa faceva l'Umberto quando la Stampa o Repubblica o altri giornaloni parlavano bene di uno della Lega, quando parlavano bene di Pierangelo Brivio, quando parlavano bene di Angela Bossi? Cosa faceva l'Umberto Bossi? Gli diceva perché lo sconfessava di solito. Lo buttava fuori a calci nel culo. È vero. Comunque, Sammy, è vero. Mi auguro che Federica, il pompino che gli ha fatto quella puttana della Stampa padronale, se lo sia goduto. Ciao. Grazie caro, e noi prendiamo le distanze dalla vostra volgarità. Abbiamo capito che non vi è andato bene come ha fatto Federica, ma ripeto, non solo lui nel momento del Covid, non solo lui. E una roba è avere sbagliato per molti un comportamento ai tempi del Covid, un'altra roba è poi governare nel modo migliore per anni e quasi per decenni il Friuli Venezia Giulia. Che bello sentire, no, questa è troppo bella però, che bello sentire parlare di danno erariale per i 16 clandestini e non sentire nulla del danno causato dal 110%. Vedo comunque che il centrodestra a livello mediatico sono delle vere schiappe. Siamo stati troppo buoni, ho capito, vi ha colpito questa cosa. Ancora le vostre telefonate 0292947222. Pronto? Sì, ciao Sammy, sono Walter. Buongiorno. Ciao, il danno erariali, parliamo dei banchi a rotelle, lasciamo perdere. Volevo dire due cose. La prima è questa. Volevo dire che quando i preti, i vescovi, le madonne, i porporati parlano degli immigrati, lavoro. Allora, c'è stato un bellissimo servizio qualche anno fa su Radio Padania ancora, dove un imprenditore del sud che coltivava uva aveva l'assunzione, era lavoro di manovalanza, donne e uomini immigrati, diciamo così, non clandestini immigrati. Dovevano pesare il contenuto delle vaschette per poi imbustarla. Non riuscivano a ripetere costantemente la lettura del numero corretto, che so, mette in mezzo, ha dovuto mettere una lampada verde e una lampada rossa. Quando si accendeva la lampada verde, questo voleva dire che il peso era corretto. Tu pensa, e questi ci vogliono dire che questi vengono a fare i lavori specializzati in Italia? Io ho avuto esperienze lavorative con ingegneri africani, ti giuro che il mio elettricista che aveva fatto la terza media ne sapeva 4 volte di più. Allora, non diciamoci fregnacce, per favore, cioè hanno un livello culturale diverso dal nostro, punto, perché vivono in un ambiente diverso. Non potranno mai, metti un immigrato che arriva su una macchina a controllo numerico,
dimmi dopo quanti secondi è morto, poverino, perché gli esplode in faccia la macchina. Cioè i preti facciano i preti di un Vangelo. Santa Maria. Ciao, Sammy. Grazie, con tutto il rispetto dobbiamo riconoscerlo, molto spesso arriva la feccia dei migranti in questi anni, quelli che sapevano lavorare sono quelli andati in Germania ormai da tempo. E non tutti, perché un po' di quelli della Germania ce li sta rimandando indietro o li sta mandando in altri esotici posticini perché non adatti. Per la Meloni con sensi mai visti, e fammelo ricordare che a pagina 8 del quotidiano La Verità c'è l'intervista a Bruno Vespa e vi aspettavate qualcosa di diverso. Dopo 2 anni tutti gli indici di gradimento sono ancora favorevoli. Per sanare la giustizia serve il sorteggio secco del CSM. San Giuliano era un rompiscatole per il PD che considera la cultura un suo feudo. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Buongiorno. Gino che abita a Roma, ma il cuore è rimasto in Friuli. E vai. Chissà se potrò ancora tornarci, lo spero, ma ho mia moglie e mio figlio che sono friulani e ne sono orgoglioso. Ora, a prescindere da questo, una considerazione su magistratura democratica. Io la definirei magistratura democratica comunista, però quello che mi meraviglia è il perché le altre correnti, sempre della magistratura, tacciono, non dicono nulla di questa associazione che non fa altro che fare politica. E questo dispiace molto, e soprattutto l'alto personaggio come Mattarella, che anche lui non parla, non dice nulla, a lui va bene tutto così, va bene. Ora la speranza che qualcosa cambi. Oltretutto, ecco, questo hanno per 30 anni, ora capisco a Berlusconi tutto quello che gli hanno fatto, si riesce a capirlo benissimo e stanno cercando di farlo anche con Salvini. Grazie, scusa Sammy, lo sfogo. Grazie, siete voi i migliori editorialisti. Allora dite la vostra, dai, è il vostro momento in diretta chiamando 0292947222. Ce l'abbiamo qui in Italia un Trump, ce l'abbiamo una Harris. 0292947222 o tramite WhatsApp 340 6709 659. In Italia non c'è rischio fascismo, ma c'è da tempo il comunismo che blocca la libertà di scelta e la libertà di parola, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini italiani e degli stranieri regolari, con le sinistre e i loro amici giudici che sostengono clandestini, terroristi, stupratori ed assassini. Ah però, pronto? Pronto Sammy? Buongiorno. Buongiorno sempre, ciao, sono Mario. Complimenti sempre per la tua rassegna stampa mattutina. Grazie. Allora, senti, per quanto gli Stati Uniti io non ho speranze, tanto impediranno comunque, le elezioni se le acchitteranno, ma non per un complottismo, è un dato di fatto, da quando c'è il voto postale non è controllabile, capito? Il voto postale passa attraverso una cinquantina di mani, è facilmente manipolabile, bisognerebbe ritornare come si fa d'altronde qui in Italia, che chi vuole andare a votare va al seggio. Quindi, io ho un parente che abita a Filadelfia, Sammy. Quello che è successo 4 anni fa è una cosa incredibile. Hanno votato pure i reduci della guerra civile americana di 150 anni fa. I morti, i vivi, hanno votato tutti. Voto postale, Trump aveva vinto col voto regolare. A un certo punto sono arrivati centinaia di migliaia di voti, lui stava a Filadelfia, non si sa dove, non si sa da quanto, e cose varie che hanno ribaltato il risultato. E questa è una cosa. Poi voglio andare un attimo all'Emilia Romagna, non perdiamo tempo con quella gentaccia là, quella è irrecuperabile. Sono comunisti, voteranno per i comunisti anche questa volta. Piuttosto, pancia a terra, io ho l'Umbria a 15 km da qua, dalla cascata delle Marmore, la splendida Umbria, la più bella regione d'Italia, pancia a terra per la candidata leghista Donatella Pesei, eppure qui stanno facendo un gioco sporco, io ce l'ho qui vicini,
preti, vescovati, fraticelli, benedettini, Santa Rita da Cascia e l'anima degli mortacci loro stanno tutti dall'altra parte. Ciao. Grazie caro, abbiamo detto del giochetto del Corriere anche questa volta, dicendo che i frati di Assisi votano PD, e i frati di Assisi che ancora una volta ha smentito. Riguardo l'America, vi ricordo alle 9:40 questa mattina te la ridò io l'America, e parliamo proprio della situazione in America e del voto ormai imminente. Qua chi può protestare come in Spagna sono solo i centri sociali, per gli altri la magistratura interverrebbe a castigare quelli che tirano anche un solo schizzo di fango. Ciao Sammy, perché gli italiani non hanno reagito? Semplicemente perché purtroppo non crediamo più nelle nostre istituzioni politiche. Purtroppo abbiamo perso la capacità di reagire anche pesantemente. Dobbiamo darci una mossa, siamo troppo inclinati a questa politica, scrive Agnese. Io dico, per fortuna non facciamo reazioni violente, però, ripeto, potrebbe esserci la sorpresina in Emilia-Romagna il 17 e 18 di novembre quando votano. 0292947222. C'è forse qualcuno in linea? Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Dario, chiamo dalla provincia di Treviso. Ciao. Da Valdobbiadene. Al governo abbiamo i cosiddetti sovranisti. Siamo così tanto sovranisti che siamo qui a sperare che siano gli americani con il loro voto a cambiare le nostre sorti. E questo è il sovranismo. Cioè, la guerra in Ucraina per l'Italia può finire domani. I rapporti con Russia, Cina e con tutti gli altri paesi se li può gestire l'Italia, visto che abbiamo i sovranisti. Basta che facciano i sovranisti e non vengano a raccontarci palle, perché per noi vota una cosa, vota quell'altra. Se dobbiamo aspettare che sia il voto americano a cambiarci la vita, siamo presi benissimo. Ciao, grazie. Grazie, meditazione interessante, altro editoriale interessante. Dobbiamo essere un po' più sovranisti, i nostri partiti sono sovranisti, facciano i sovranisti. A proposito di editoriali, tra 5 minuti c'è quello del nostro direttore Giovanni Sallusti e vedremo dove ci porterà. E intanto, perché gli italiani non reagiscono? Perché sono fessi e tutti li calpestano, oppure sono troppo buoni ed educati, lo stesso tutti ne approfittano. Ragazzi, potrebbe esserci davvero la sorpresa che con il voto arriva la reazione di chi non ne può più di un certo status quo, e parlo proprio, ragazzi, dell'Emilia Romagna, dove hanno avuto allagato per volte e volte la cucina, l'hanno ricomprata nuova ogni volta con tanta pazienza, e persino quando è arrivata la von der Leyen hanno sorriso così, nessuno ha detto nulla, altro che Spagna. 0292947222. Pronto? È pronto? Buongiorno. Ciao Sammy, sono Ornella. Ciao. Dalla provincia di Lecco. Io parlo della Chiesa, cioè secondo me la Chiesa si ritroverà con un pugno di mosche. Per lei tra poco suonerà la campana perché ha abbandonato i giusti criteri, guarda me lo sono scritto se no non mi ricordavo, i giusti criteri per aiutare i poveri, cioè ha abbandonato tutto quello che era la Chiesa, cioè li sta aiutando in modo scorretto e tutti gli altri cittadini, e con questo a mio giudizio porterà la Chiesa a suonare la campana. Ciao. Grazie, non sei l'unica a pensarlo, in effetti quando si va a messa le vedete, in certe zone sono sempre più vuote le chiese. Mi chiedono della signora Carla con la sua trasmissione sulla Milano e non soltanto sulle tradizioni della zona. È passata la signora Carla con la grande piccola città e la sera con Antonino Danna, la sera del lunedì, quindi proprio questa sera dalle 18 alle 19:30 con Antonino Danna. Carapina, ascoltala. Ancora WhatsApp, buongiorno, che pia illusione sperare che in Emilia Romagna si cambi. Hanno il letame al posto del cervello. Non sono d'accordo, Ambrogio. Questa è gente furba che quando meno te l'aspetti si fa sentire, e potrebbe essere davvero un modo, magari inizialmente, inizialmente con il non voto, che già è altissimo, non solo in Emilia Romagna, poi chissà. C'è l'ultima telefonata? La prendiamo? Pronto? Ciao, buongiorno. Ciao,
Ciao. Siamo in diretta, ti ascolto. Ah, sì, ciao. Ciao. Ah, no, pensavo fosse il regista, invece te. Sono io, Sì, certo. no. Sì, no, benissimo, ci mancherebbe. Senti, io volevo chiederti che io sono Franco da Milano. Sarò ripetitivo, però volevo sapere se qualche regista del Comune di Milano mi dà una risposta su quello che il sindaco Bicicletta sta facendo, ha intenzione di fare, per la verità, lui lo sa già, però fa finta di niente, al Lido di Milano, in piazzale Lotto. Stanno facendo dei lavori lì al Lido. Una volta era una bella piscina, adesso invece probabilmente hanno delle mire in compañeros. Allora volevo capire se qualcuno della Lega del Consiglio Comunale, che veramente non sento mai, su tutti i disastri che fa Milano, ma quelli della Lega del Comune di Milano, i consiglieri non si sentono mai a dire quello che fa quel disastroso sindaco, per cui volevo sapere se sanno qualcosa di quello che vorrà fare lì al Lido di Milano. Grazie, ciao. Grazie, sindaco Bicicletta, rispondiamo. No, soprattutto i parlamentari, stavo dicendo, i consiglieri comunali, regionali della Lega, li sentiamo spesso il pomeriggio, facci caso, il pomeriggio vanno in onda, però giustamente una tiratina d'orecchie al Sammy Varin me la autodo, cercherò di sentirli di più nella trasmissione Potere al Popolo, quella che io conduco poi in tarda mattinata dalle 11 a mezzogiorno, anche quest'oggi, perché qua mi fermo, sono le 9:29, certo, adesso c'è l'editoriale del nostro direttore, io torno più avanti, ma restate all'ascolto perché poi alle 9:40 arriva Te la ridò io l'America per parlare di elezioni americane. A più tardi.